E con canto guardus eus curtuo nonnu, Deu e tui, guardus a sanua, guardus chenza verrai. Annigranta in nottis de lugori, ma rasceddanta su da sa ventana, s'indiscidanta in punta e mesunottica, nobbianta sore partiri, con nosu, a tottu vua. E a tottu vua, comente un ventus, eus passau nonnu, tui e Deu, in Campidanu, in Sollasta, in Cavesusu e in terras de Abraja. E fuausu, bandidusu e furonis, omini di onori, narà sa genti, furonis chi dorrobanta scetti predis a riccos. Cantu campidanesa stitas mannas, ia groppa de guardus corridoris, in nonnu, a sa moda antiga eus furau. Iaus fatto in pizze unu monti, cun atturus bandidus una idda a tottu noa. Mancanta scetti, is feminas eis agresia. Mi paride di viri, dando nonnu, in pizze unu muro, abocinendo, pinniga squaddusu, bisogna da partiri, no testa e tottu, faccia a Campidanu. No testa e notti e lugori, notti e vurais feminas picioccus. Ies feminas furadas, dispragias a idda berdavia, bidda noa. E povai sa gresia, unu bredi e sollasta si adonau, tres crobis de marengus e scudusu de bonugoru grei, ananti a unu trebini afregau. No testa, costuento de la montana, nonnu, minda bettius a nigru de totus quadrusu, deis istorias, chi mi contasta, sezius in bingia, assumrai sa vigo. Canzoni naramisu chi albiu, canzoni e mala sorti e di amori, cantada in setti notti de lugori, cantati in setti notti de scoriu. Canzoni macchillotta e bagamunda, torra de Campidanu, un sudallu. Entrendo da pubiu in mesu ballu, azzumiu che perda scuta frunda. Ma dici se sfuia consuentu, canzoni poporitta e prantullea. Fui e suguilli e destalea bocciacabai in d'unu bastimentu. E in d'unu bastimentu se storrada canzoni che enza e preciu ne sentidu, ti scurta callicuno me suscidu. Saluna no, saluna a cest'intrada. Però saluna in cella da torrai, chi abarra scanzoni in domo tua, e canta spossamori va tua cua, poi so con niedus de comai. E pochi non s'arrendi, canzonedda canta, e pochi s'arrendi, canta e brusu, canta sa gioventudu a nosu dusu, assai cesa canta sa vorredda. Canta, pochi discurta da in gallera, canta, pochi discurta da in presoni, canta, pochi niolli, ma canzoni, no cantisi con voce foristera. E a me fai un mio pregere, a barra, po mi fai compagnia e beru, su chiero no creia sa vita, e stu no cani che in se meri. E Deus è unu stori che in se pinna, Deus è una cascia che in se grai. I bui data e dottu suinai, Deus è unu santo e ciuellina. No bai duises che isarriu, canzoni mamma e figlia e cantatore. Scurtada in pagunotti de lugori,
scurta di mezzanotte te scoriu. Saoghe ammaiadora de Clara Farina, chi nos ha fatto intendere faeddoso de benvenuto Lopina e sal mezzo manera de aberrere sedizione de Occannu de su premio de Otieri. Sono passato belle 60 anni dai canto benvenuto a Binchidu in Oghe su primo premio in Otieri, fino sul 1964 e 30 anni da esa dispedita sua. All'intregare gustamento e il dovere per uno dei suoi intellettuali e dei suoi poeti più mannoso che la Sardegna ha patento una prima bandera, potremmo narrare, dessa poesia e dessa cultura sarda. Abbiamo nato su 64, 64 edizione del suo premio de Otieri, che è nascito in su 1956, poi un'idea di Tonino Ledda, mastro e uomini di cultura, che ha entregato a Susardo e a Salimba Nostra tutta la vita sua. A pustil di Tonino Ledda è arrivato un altro uomine di Gabbale, che ha guidato questo premio con Anno Olmeda, Antoni Canalis. Canaleddu, come ti diciamo io a babbo. E oggi questo premio è annoato, è un premio che ha aperto un'andala a sa modernità. Oggi siamo in teatro, ma siamo collegati in suo canale YouTube, in una diretta, in sua pagina Facebook. E salutiamo tutti i che sono ascoltando e seguendo questa die notità. Tanto possiamo cominciare con Solmere del Domo per spiegare i testi di questo premio. Che non abbiamo chiesto ascoltando in YouTube, magari pesca alcuni stranzuro. Questa è la idea della poesia. In oggi è scominciata si stagione della poesia a Bolu, con l'invento di Antonio Chiubeddu in su 1896, e questo è il suo premio più su, non cazzonare bezzo, ma è il suo premio che dà una storia più lunga in Sardegna, come tapponato è arrivato alla 64 edizione, e poi questo è in italiano si chiama la culla della cultura sarda, non è questa cultura di Otieri, e poi venendo da Castello è apponato, ma sono entrando in miserioso. Io che questa fine si sa Mesopotamia sarda, no? E dunque a vero una terra che conta la cultura, ma molto a scontare i testi su premio e te che narrare con questa idea, su presidente Vittorio Ledda, figlio di Tonino. Salute Tonino, a te. Grazie di cuore per questa stupenda presentazione. Benennidos poetas autieri. Questa era la scritta che accoglieva quanti arrivavano e partecipavano alla premiazione dei primi anni del premio. Ed è un'immensa emozione avervi qui oggi, poetesse e poeti, che siete sempre presenti e siete la nostra vera forza. Oggi i tempi sono cambiati e grazie al Covid ci siamo aperti al mondo, nel senso che, come ha giustamente detto l'amico Pillonca, in questo momento ci vedono in tutto il mondo. Ci vedono e ci sentono le vostre opere, sentono la vostra lingua, sentono la nostra lingua, sentono i nostri sentimenti. Le opere, infatti, verranno proiettate in lingua sarda e in lingua italiana, affinché anche chi non capisce il sardo possa invece iniziare a intuire cosa si nasconde nei nostri cuori. 67 anni, non 64 giustamente, perché per 3 anni il premio non si tenne per vari motivi legati a
problemi economici, problemi di salute di mio padre. Ma grazie a Dio mio padre conobbe Antonio Canalis e Antonio per tantissimi anni, da solo, portò avanti il premio. Ora Antonio si avvale della collaborazione di tante altre persone, del comitato organizzatore, ma in particolare di due persone, Marco Fenudi e Pierluigi Saba. Io chiedo un grande applauso per questi nostri amici che si hanno caricato questo fardello assieme ad Antonio per portare avanti questo premio che, credetemi, è una cosa veramente pesante, ma allo stesso tempo ci dà tantissime soddisfazioni. E un grazie di cuore devo farlo, e vado a leggere perché potrei dimenticare qualcuno, alla Regione Sarda, alla Provincia di Sassari, alla Unione dei Comuni, al Comune di Ozieri, col cui sindaco ed assessore alla cultura ci confrontiamo frequentemente, e inoltre a tutti gli sponsor che ci sostengono. In questo momento sono molto commosso perché due presidenti di due associazioni culturali che ci hanno sostenuto sempre, purtroppo non sono più con noi. Si tratta di Eleuterio Longu, l'ex presidente della Prolocco, e di Piera Nuvoli, la ex presidente dell'associazione Beata Vergine Rimedio. Vi chiedo un grande applauso per loro. Infine, ma non certo per importanza, il grazie al presidente della giuria, Dino Manca. Dino e tutti i giurati che stanno svolgendo un lavoro importantissimo, validissimo per la vita del premio. Cito in particolare Clara Farina, che quest'anno si è occupata del libro che voi avete ricevuto all'ingresso e che a mio parere è veramente un'opera importante e che rimarrà nella nostra storia. Lo scorso anno organizzammo la 3 giorni del premio, quest'anno abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo organizzato i 3 mesi del premio. Il sodalizio infatti non vuole limitarsi col proprio impegno all'organizzazione di manifestazioni finali come questa, seppure sia il punto focale della propria opera, ma desidera creare una serie di eventi rivolti alle varie fasce di età, che cerchi di coinvolgere con scritti, musica, registrazioni, materiale audiovisivo il maggior numero di persone possibile. Quindi cominciamo il 23 settembre ad Ozieri con un convegno dedicato agli studenti del circondario, una performance ludico-motoria intitolata Sapin e Saoghe con interventi dell'ozierese Cristiano Becciu, componente della giuria del premio, esperto di lingua sarda, Mauro Piredda, giornalista bilingue di Banari, operatore linguistico e poeta performativo campione sardo di Poetry Slam nel 2018. La domenica 24, invece, nella splendida cornice del chiostro di San Francesco, si sono tenuti un concerto e una tavola rotonda sulla figura di Antonio Simon Mossa. Questo evento voluto in particolare dal presidente della giuria, Dino Manca, in cui si è presentata appunto la figura di Simon Mossa in una veste per i più sconosciuta. Simon Mossa nella veste di compositore, etnomusicologo ed arrangiatore, presentando una serie di composizioni, il tutto naturalmente in lingua sarda. Venerdì 6 ottobre invece, nell'ambito delle manifestazioni legate al Festival del Turismo Itinerante, il premio ebbe un suo stupendo spazio in cui Clara Farina, altra giurata del premio Ozieri, declamò 4 brani in lingua sarda, facendo scaturire emozioni profonde con la sua interpretazione davvero toccante, che avete potuto vedere pochi minuti fa, sentire pochi minuti fa. È stata questa anche l'occasione per il gruppo musicale Bonaires di presentare il nuovo lavoro denominato Xilema, sempre in lingua sarda, li sentiremo fra poco, che ha suscitato nel numerosissimo pubblico presente una valanga di applausi ed un'approvazione indiscussa. Infine, il 14 ottobre, durante la manifestazione a Bembrisio, Clara Farina e Cristiano Becciu erano presenti con la recita di diverse poesie sempre in lingua sarda. In ultimo, non certo per importanza, voglio qui annunciare la stretta collaborazione che sarà posta in essere con l'ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico, allo scopo di condividere progetti comuni che possano ulteriormente rendere il sardo fruibile da chiunque. Grazie, Vittorio Letta. Grazie Vittorio. Questo premio ha segnato una storia in sa cultura, sa poesia sarda, che ha dato in tutto questo anno un indicco per tornare dignità a sa lingua, regolas, prosa e scrittura, regolas che sono
Galu Sighidas dai Dottu Cantos. Este un premio che ha dato proprio ha aperto un'anda noa per i poetas, per chi tenede in coro sa lingua nostra. Bisogna stati parizzios intellettuali che hanno fatto dei presidenti de giuria, de giurato, non voglio ammentare di dare una mesoretta. Ma su che importa è che questo premio sigada cussandala è abbaidende a sa modernità. L'ha nato Vittorio Ledda, come il premio è stato aperto a sostrasto no disinformatica, della comunicazione sociale. Este un premio che brinca da Sallaccanas della Sardegna e fa che conoscere la terra nostra in terra manna, in Europa e in tutto il mondo. Ma i teste sul tribaglio della giuria e ha fatto pro seguire a dare luogo a sa cultura e a sa lingua nostra. E potete contare mezzo di meno su presidente della giuria, su professore Dino Manca. Grazie a tutti e benvenuti. Che ruolo possono avere i modellizzanti linguaggi della poesia, della letteratura e dell'arte nell'opera di circolazione, ricezione e apprendimento delle lingue? Qual è il rapporto tra i sistemi formativi e informativi e le lingue minoritarie? Queste sono state le domande poste durante l'importante convegno dal titolo Rai e Limbar de Minoria, organizzato da Rai Sardegna. Il convegno, svoltosi lo scorso 5 ottobre al Cineteatro Massimo di Cagliari, ha rilanciato importanti questioni che vorrei riproporre in questo contesto comunicativo dove si parla e celebra la letteratura in lingua sarda. In quella occasione, in qualità di presidente della giuria del Premio Sieri e di referente scientifico del curriculum di Lingua e Cultura della Sardegna del corso di laurea magistrale di lettere dell'Università di Sassari, che ha attivato i laboratori di lingua sarda e delle lingue minoritarie finanziati dalla Regione Autonoma Sardegna, ho ricordato che una lingua non è un mero strumento tecnico atto a comunicare. Tramite la lingua, infatti, il soggetto conoscente intenziona il mondo, seleziona e categorizza le esperienze, suscita emozioni e determina effetti e universi psichici. Il linguaggio non è un accompagnamento esteriore, ma sta nel più profondo della mente umana. Esso è un tesoro di memorie ereditate dall'individuo e dal gruppo. La lingua, come diceva Heidegger, è la casa dell'essere, fondamento delle società umane. La lingua è quindi cultura. A una lingua tagliata corrisponde sempre una cultura amputata, tacitata e umiliata. Il problema dunque è come la cultura di un popolo sia capace nel libero confronto di orientare e trasmettere il mutamento della propria eredità sociale attraverso le proprie istituzioni politiche e culturali, formative e informative, attraverso il proprio grado di autodeterminazione e di consapevolezza storica, ma soprattutto attraverso il proprio prestigio che da questi ne discende. Come sardi, possiamo essere capaci di dialogare col mondo solo se riusciamo a produrre cultura, inserendoci con una nostra peculiarità e identità, moderna, plurilingue e policentrica, nei nuovi circuiti. Identità intesa non come autoemarginazione, ma identità intesa come capacità di integrarci con gli altri
a partire da noi stessi. Quanto più le istituzioni formative e informative sapranno dare risposte alle grandi questioni dell'isola, in termini di ricerca, formazione dei gruppi dirigenti, valorizzazione delle risorse intellettuali e umane, e sapranno dialogare col mondo partendo dalla propria distinguibile specificità e diversità culturale, tanto più esse, per quanto mi riguarda, risponderanno e corrisponderanno degnamente al loro ruolo e alla loro funzione nella società sarda e nel reticolo nazionale e planetario. La Sardegna si salverà solo grazie a una nuova generazione colta e competitiva che saprà cambiare il paradigma, che saprà rovesciare il suo rapporto col mondo partendo da se stessa, che saprà dialogare con tutti senza complessi di inferiorità. I poeti, gli scrittori e gli artisti sardi ci hanno indicato la strada, ci hanno restituito questa verità metaforica. Bisogna conoscerli, bisogna studiarli. Lo ha ripetuto e l'ha ricordato prima Vittorio. Come sapete, in questi ultimi 3 anni molte cose sono cambiate, perché le circostanze, ma soprattutto il mutare dei tempi e dei linguaggi, ci hanno costretto a ripensarci profondamente. Non si poteva andare avanti con una vecchia formula, oramai superata e stantia e francamente improponibile. Bisognava cambiare registri, bisognava cambiare modalità, linguaggi. Bisognava tentare di aprirsi a una nuova generazione, salvaguardando il portato della vecchia. Si trattava di riformare il premio stando attenti, come si suol dire in questi casi, a non gettare via il bambino. Peraltro, ogni processo di rinnovamento profondo ha necessità di tempo e di errori per potersi perfezionare e migliorare. Questo è il rischio che abbiamo corso, esponendoci anche alle critiche. Ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo invitare tutti a ragionare anche su quello che è stato fatto in questi ultimi 3 anni, ed è stato tanto. È stato effettuato un lavoro importantissimo di rinnovamento della giuria, che sta già dando i suoi frutti, perché è proprio la giuria che valuta le poesie, i canti, i racconti, dopo attenta analisi dei testi e appassionate discussioni. È la giuria che indica la linea artistica e politica del premio. Le competenze messe in campo, credetemi, sono notevoli, così come va da sé sono notevoli le persone. Lasciate che le ricordi con affetto e con gratitudine profonda. Anna Cristina Serra, Clara Farina, Antonio Canalis, Salvatore Tola, Attilio Mastino, Simone Pisano, Riccardo Mura, Cristiano Becciu, Duilio Caocci, Gianbernardo Piroddi e Gabriele Tanda. Il fatto di essere stati dichiarati dalla Soprintendenza Archivistica della Sardegna bene di interesse storico particolarmente importante non è un qualcosa caduto dal cielo, ma frutto di un profondo e lungo lavoro portato avanti proprio in questi anni, chiaro retaggio anche della storia ultrasessantennale del premio. L'imponente opera di catalogazione di tutti i 66 anni, che è finalmente giunta a compimento, è stata svolta in questi ultimi 3 anni tra enormi difficoltà. L'aver creato un sito internet, l'aver lavorato per il suo aggiornamento, l'averlo reso fruibile a tutti gratuitamente, affinché entro un paio d'anni possa contenere tutte le opere del premio, costituendo un importante e inestimabile archivio informatico sulla poesia in Sardegna, lo capite bene, non è certamente poca cosa. L'aver creato una diretta vista in tutto il mondo, per portare la poesia sarda e i suoi poeti in ogni angolo della terra, è qualcosa che prima non esisteva. L'aver creato tante manifestazioni preparatorie di cornice, ampiamente pubblicizzate, ha contribuito a valorizzare il premio Ozieri. Tutto questo, capite bene, è stato realizzato da persone che hanno non di rado sottratto il proprio prezioso tempo alla famiglia e al lavoro. Perciò un ringraziamento particolare, davvero particolare, va al Presidente Vittorio Ledda,
e al direttore artistico Marco Fenudi e ovviamente a tutto il comitato organizzatore. Insomma, molto è stato fatto con grande generosità e spirito di abnegazione. Molto, lo capiamo bene, deve essere ancora fatto, ne siamo consapevoli, con l'aiuto e la collaborazione di tutti, non dimenticandoci, questo è il nostro mantra, che al centro deve stare la poesia, con i suoi poeti. Grazie, suo Presidente. E come entramos in questa sezione della poesia, che sono 13 o canno, ma questo premio ha a tenere in conto fino a altre cose che sono in questa tradizione del suo premio di Ozieri. Va da essere uno premio entregato a Sol Disterrados, un altro premio Città di Ozieri entregato a una femmina, un premio che anno con anno su premio di Ozieri entrega a uno sardo che ha fatto conoscere questa Sardegna fuori dalla lacana della terra nostra, che l'ha rendito onore, e poi basta un premio a questa carriera e altro riconoscimento. L'ha nato prima Vittorio Ledda, va da essere Vinase un gruppo musicale che abbiamo intendere tra poco il minuto, sul Bonaires, e a Savine di questa premiazione viene un saluto di un amico che in tutti questi anni ha tribagliato me per dare aleno a questa vaina. Incominciamo questa premiazione con questa sezione tra poesia e cantico, che è una sezione di importo che la lingua nostra, questa poesia in Sardegna, è nascita proprio per la cantare. A Ninnias, a Tittidos, a Teros cantos in occasione delle feste, su Iubios, su Stusorzos, ma su cantos de Carrasegare. E dunque beste questa prendidoria forte tra poesia e cantico che questo premio tenete in conto. Vamos a cominciare con il terzo premio, che anda da Occanno a Andrea Columbano, e lo chiamiamo in suo palco a consegnare il premio a Riccardo Mura. Andrea Columbano, salute, complimenti. Andrea Columbano, este de Galagnani, istata in Terranova, tenete una tradizione familiare di importo umano e Occanno deleada il suo primo premio. Legge della motivazione Riccardo Mura. Con Bringhisi di Sicciatu, Andrea Columbano boccapiccio dallo suidato della poesia garduresa, una forma praticata sempre di manco, lo Bringhisi, chi mireta invece di essere turrato a noi, così come facile l'autore in questi 32 ottunari a rima baciata, la che abbanda gli argomenti d'occasioni e trasformando lo Bringhisi in una sirinata, onde il poeta disigia e priconta gli sendi dell'amata, spirendo che questo amore li ponga l'uento a favore. Grazie. Naturalmente la devo cantare in gadureso, è fatta in gadureso, la canto in gadureso. Bringhisi di Sicciatu. Un bringhisi di Sicciatu brudi che già il lume cori di cantare lume fiorinaggio giusto lo muttio. Le accurri l'usorio e s'avvelti la cagioni, faccio chisti paragoni, palchi bramuli tosendi. Spero che tu mi comprendi quando ti mi consolo, non ti paghi un siriolo, chi sta a morire cagli un petto.
Mostruosi in seru, l'affetto che non so cu casticato, si mi imbolo innamorato, dichiarati olaria, lume spiccio a malaia, pochi olti lupi il metti. Se tu però vi rifletti, chi stai pure iritai, e io penso che tu sai, ma non mi la dai inta. Aiutami cara, ti interruio come un fuoco acceso, l'imbarazzo che compreso savi guida prima ista. Tanto cabba sulla crista come colcio sventurato, se marista aver amato, l'uentu arian faori, brudichiglia e lume cori, un bringhisi disiciato. Un modo particolare. Riccardo consigna su premio Andrea Columbano. Complimenti ancora. Grazie a voi. Su secondo premio de Occanno della sezione tra poesia e cantico andata a Angelo Maria Ardu de Vrussio, che ha cominciato a poetare a Mannu, ma issu tenere una esperienza a Manna come amministratore, si è sempre distinto in sabida sua per dare valore a Salimba e a sa cultura nostra. Complimenti. Consigna da su premio Anna Cristina Serra, sa vicepresidente del suo premio, e a leggere l'opera di Angelo Maria Ardu, Ignazio Chessa, e lo convidiamo a subito a pigliare su palco. In uno modello caro a sos cantadores gigantes de unu tempus, ciu remundu viras pu primu e medasateros, Angelo Maria Ardu, poeta de Oe, con questo componimento s'ammenta da raiginas de poesia e de appartenenza. Sigende si struttura de su serri vessu, in uesa forma si vaghe sustanzia, fa che dispannare frutos e meledos che tornano a sa modernidade. Mancari los fata camminare durante la conoscita. Gasi, partendo dai sisterrida de sa prima quartina de endecasillabos che averi s'opera, sa speracolas che spannanta in tutti sus fiores che sighini si congruina de ghile in s'ultimo fiore, che meggius bonaura pro su mondo. E sa limba, istimata e chircada, lo sostenere, che meggius companza de poesia. Ignazio Chessa non legge questa poesia. Buonasera a tutti. Sì, sì. Questo qui? Se uno pago viene concesso, invio su modello a nou fatto, e si l'agradecides bosso gratto, costumile antico ses revesso. Bezzu che hanno abbidu su progresso, ma lasciato non cheret in olvidu, bezzu che su progresso non abbidu, ma in olvidu non cheret lasciato. Deo so pago a vezzu e attrassado, e po custu bigherro e bippeleo paco attrassado e a vezzu so deo, ma bippeleo po custu e bigherro, e leo gustu a sos verso schisterro, senza ischiresi d'ogni verso è giusto, a sos verso schisterro leo gustu e si gogai, finza a serrare. Primo fiore. Noi squabberus a contentare con una appena deseru, marrisco sabberu a contentare a noisco e marrisco con una appena esseru a contentare sa noisco abberu. Però con seru già marrisco appena che ipocrene non bundata savena, tando su versu bene non la tundata che ipocrene savena non bunda, tando su versu
nessuno la tunda bene, che no bunda savena, che ipocrene, che pelde su tonu, con stile. Si uno pago mieni concesso invio su modello hanno fatto si la gradeside sbosso gratto costumile antigus es revissu. Secondo fiore, mantenzo ancora abelto su fraile zelto e sicuro dao su chittenzo. Abelto su fraile. Fraile, che non c'è nessun accento. Mantenzo ancora belto su fraile, zelto e sicuro da su chitenzo, abelto su fraile lu mantenzo, su chitenzo sicuro da zelto su fraile mantenzo ancora abelto. E su chitenzo da se de sicuro, pro chi non sia del rimas maduro, chi poesia che piga tinchimas, pro chi non sia maduro de rimas, chi a chimas che piga poesia, pro chi maduro de rimas non sia, né dessas musas risulto amigo. Se un pago mi viene concesso, invio su modello hanno fatto, e si l'agradecide sbosso gratto costumi l'antigus e revessu, ultimo fiore. A paddare su meu, a zigo augurare a su mondo intreu, a zigo a paddare su meu, tutto intreu, su mondo augurare, su meu, a zigo a paddare, augurare a su mondo intreu tutto. Sos che sono pianghinde a fiotto e morinde, binda pius de uno, so chi sa fiotto pianghinde sono, e de uno binda pius morinde, sos chi sono a fiotto pianghinde, pius de uno morinde bindata. Issa terra chi pago e nuda data né pane né chi Buddha, solo guerra. In ue pago e nuda dassa terra, solo guerra né pane né chi Buddha, in ue dassa terra, pago e nuda né chi Buddha né pane, guerra solo. Questo modello meu noitolu, lis dia tutto si spera, a sapproa. Savona solte, denudda, lo sbrivete, ed a e crassa che santa li s'arrivete, serena, d'ogni abreschida noa. Un saluto a tutti e che onore a tornare a Ossieri, patria appunto della poesia. Ne sono da contento e poi questo sumile verso il mio leggito magistralmente questo magistralmente non dico così, si rientra in suo saldo da un lettore abbastanza bravo e poi il resto un premio da Anna Cristina Serra, quindi è il doppio questo premio. E consegna la suo premio Anna Cristina. Grazie a tutti. Grazie. E non vedete con saluto. Attraverso il mezzo. Azzis inteso uno serrevessu su primo premio nos ha a fare intendere un altro modello, uno seghi dorado che è un omaggio a sa poesia a bolu. Questa sezione è intitolata, lo narramos a chi non sta ascoltando in YouTube e in sas pagine di Facebook, questa sezione è intitolata Antoni Cubeddu, su poeta ottieresu, che ha fatto piegare i cantatori da terra a sopra su palco e ha dato una stagione di spanto a questa poesia cantata per più di uno secolo. Antoni Cubeddu, che ha dispiegato poi in suo sonetto famato come nascita questa idea del sottiseghento su 96 per un'iniziativa mia rara, abbiamo fatto la prima bella gara dei capitani su bindi che su mese, non ieri sa mia dimora e poi Zighidi. E dunque chiamiamo il primo classificato, che è Dante Rio, de Santo de Silius, Dante e Rio, che
Atteral Bortas, il stato premiato in Oghe, este un amico della poesia, un amico del suo premio Euttieri e non si fa che piacere all'udennere oe commente prima pandela della sezione tra poesia e prof, poesia e cantico. Consigna da su premio a Dante e Riu, Gian Bernardo Piroldi. Gian Bernardo, la motivazione legge di Gian Bernardo Piroldi. Prego. Pro su poeta e pro sa gente chi la scurta da sarmusas da temporios sun tenta in consideru commente reinas, a bardia de sa veridade e de sa bellesa, in sas arter de donzi manera. S'opera de Dante Riu, intregada commentanara su titolo a Irmuras Bellasa, torra grazias in poesia a cudda femina divinas, chi dona un canto e paraula a sos homines. S'armonia de sol versos de sal rimas, fraigadas e intrizzadas, che in sa sapidoria manna de uno poeta cantadore, andan a pare con sa melodia de sos conceptos espressados da es autore. Isse non ha smenticado ne manco una musa in sa poesia sua, né si procustu podimus narrere chi este, commente naraiana sos poetas grecos, uno Zeios Aioidos, uno cantatore divino. Complimenti. Grazie, torru grazie a sa giuria, torru grazie a Ozieri che oi pure magatto in noi, Ozieri non rimanno con noi e non rimanno che mesi premiato questo primo premio. Grazie ancora. A smusa bella, sa. Non sei ci arretrocavo, canto vince a suo secondo frori, basta. Calio pesa musa brusa mada e fudedo tui musa sa reina digna gusto de se picca poesia. Orazio intende cura melodia de s'acqua de smizza currentina, tutto de bella no da ricamada. Apollo con salira d'ottondrada fursu custodi seziu in sagadira de Delfi chi attento manallodi fu con sa sorri arte mi da connotto. Apollo con salira ondata trotto fursu custodi seziu sagadira ondrada dotto Apollo con salira in sagadira se ciu fu custodi de Delfi chi attento malannodi connotto con arte mi da sa sorrie. A bosu bella musa bollo a porri tremendo e premuroso tutti si scusas. A porri bollo a bosu bella musa tutto si scusa tremendo e premuroso. Su verso bollo stereo armonioso intreghendi s'amore e sul rispetto. Mi intregaisi con costanza e affetto, su coraggio, su spedio, su speranza. Poco su musa si doru sommaggio, che su chi si domma, andu non negais. Con costanza e affetto mi intregai, su coraggio, su spedio, su speranza. Mi intregai con affetto e costanza, su spedio, su speranza, su coraggio. Poco su musa si doru sommaggio, che non negai su chi si domando.
con passo timoroso sempre bando e questo versige dai si lasso sempre bando con timoroso basso e si lasso questo versige o musa mi dispollo su cappello posso entregare su distinto onore. Calio per sa musa brusamata e disintrego e così rispetto e s'amori. In sartura e l'icona manu arbori con samizza e pocreni acqua pura. In Parnaso Castaglia del tabbene in cui musa a te e in tu una trona. Manu arbori in sartura e l'icona con samizza e pocreni acqua pura. Arbori manu in seli con artura acqua pura in samizza e pocreni. In Parnaso Castaglia del tabbene in cui smusa una trona denint. A sarti, a sa scienza apparteni e tutto bene unì, iampi gamparti. Apparteni a sa scienza a sarti e pi gamparti tu bene uniasa. Apollo su custode in armonia sa una canzone intonata luego. Caliope sa musa brusamata s'amore e sul rispetto disintrego. Grazie. Sa truforare religioso satro. Dante e Riu, primo premio della sezione tra poesia e cantico. Lo consigna da che questo premio l'ha offerto sul premio su Lions Club de Ozieri, chiamiamo su suo presidente un rappresentante per la consegna del suo premio. Grazie Gian Bernardo. Salute. Grazie al Lions Club e grazie a Dante Rio, complimenti. Grazie. Prima di intendere su gruppo musicale Bonaires, questa è la premiazione di una dei suoi primi premi speciali, entregados a Soldisterrados. E il premio di Occanno andava a Lorenzo Brandino, disterrato, amico di sa poesia, che oggi non è in ottieri, che attento un istrobu, e il suo premio lo ritira da Samigo Gino Modolo. La da ad leggere la motivazione e a consegnare il suo premio Salvatore Tola. Gino Modolo sta arrivando, intanto salutiamo a Salvatore Tola. Salvatore Tola ha descritto un libro di importo, lo narramos a chi sta ascoltando, se querete iscriversi alla storia dei premi letterari in Sardegna, leggete sul libro 50 anni di premi letterari. E Salvatore Tola mi fa che piacere a lunarre. Isso se sta costiato a sa poesia sarda, magari non fa, quando il bene di Sardegna non fa idea da su sardo. E in questo veste una parentela con Tonino Ledda su Babbo del Vittorio, su chi ha inventato questo premio, che è sicuro, nascido in Oghe e pesato in Sicilia, iscritta in italiano e non fa idea da su sardo, ma in su mondo del disterrato, sull'ischi di Simone, bazzente,
chiedere in coro sa terra nostra, meda più di noi, ed essoso dobbiamo comprendere che non tocca da si cantare, però rendere onore a sa terra nostra. Prego. Grazie. Ma parliamo di Brandino, dobbiamo parlare, è a Brandino certo, che dobbiamo parlare. Questa motivazione tocca da leggere. Sì, Lorenzo Brandino è un vecchio amico del premio, partecipa sempre e ha vinto già diverse volte. Io credo di non averlo mai visto, credo che lui non sia mai venuto a ritirare il premio. Io speravo di vederlo almeno questa volta, ma neanche questa volta abbiamo questa fortuna. È quello che capita ai poeti che vivono lontani. Lui ha vinto questa segnalazione con una poesia che si intitola Si spigiu, un titolo che già fa capire di cosa si tratta. Si tratta di un autoritratto e lui, parlando in terza persona, come se parlasse di un altro, parla di una persona anziana che vive, che difende la propria dignità. La dignità di una persona che è cresciuta nell'interno della Sardegna, lui è nativo di Orani, e questa dignità l'ha dovuta difendere nell'emigrazione, perché lì è più difficile difendere la propria dignità. E quindi c'è questo vecchio dignitoso che vive, diciamo, per salvaguardare la lingua sarda, come un paladino della lingua sarda. Questo suo atteggiamento si vede in due versi che ho trovato al centro di un'ottava. De Susardo mantenne Sagentino, pur esiste lontano podestino, anche se per destino vive lontano. Questi temi sono trattati, questo autoritratto è raccontato in 5 o 6, sono 6 ottave mi pare, dove Brandino ha dimostrato di saper conoscere bene questa struttura, che è quella, diciamo, questo tipo di strofa, che è quello più diffuso e più amato nella lingua sarda dai poeti sardi. Adesso consegniamo il premio. Prego. Allora, intanto buonasera. Visto che il poeta non è presente, mi ha incaricato di leggervi 2 parole, 2 righe. Ho ricevuto con grande piacere la comunicazione relativa al gradito riconoscimento che mi è stato conferito. Sono rimasto nell'isola 3 mesi e sono rientrato nel milanese a metà ottobre. Ora mi è assolutamente impossibile rientrare per questa splendida occasione. Mi scuso con tutti i presenti per la mia assenza a questo importante evento di promozione e riscoperta delle nostre radici e della nostra cultura. Spiritualmente vi garantisco che sono comunque con voi. Ringrazio gli organizzatori e la giuria per il riconoscimento che mi è stato attribuito e invio un cordiale saluto a tutti i presenti, augurando una splendida giornata poetica. Grazie. Grazie e noi ci salutiamo Lorenzo Brandino, consegna da suo premio Salvatore Tola. Grazie. Come nos firmamos un'iscutta e nos intendimos sa musica de Sol Bonaires, che è un gruppo nascido in Sudamizza e Seghi, che non da su numero, no? Sono legados a sa cultura sudamericana, a sa città de Buenos Aires, partono dai Sudanco, ma poi brincano in terra lacana, si sperimentano meda, e non fa che piacere meda lo stennere oe in oghe. Los presentamos, sono Pier Mario Tedde, bassista, Giuseppe Salis a sa chitarra, Marcellino Grillo, che suona da parecchi strumenti, Antoni Porco, che è una delle alboghes, su batterista Antonello Muscas, Antonello Mura a su piano, e Sateraoghe Laura Mulas e Pier Mario Castanza a sas percussiones. Issos da Evagu hanno imprentato un bello disco che si narra da Xilema, in cui bada 9 branos e l'ha nato fino a Vittorio, che è stato una dei suoi abboios apparizzato dai suo premio Occanno. E tanto,
iscurtare Buenos Aires che nos presentano il suo primo brano. Prego. Buonasera a tutti, noi siamo molto contenti di poter essere qui stasera, vogliamo ringraziare il Premio Zieri per il supporto per il nostro primo album. Il nome Xilema può sembrare un po' particolare, è un nome scientifico, è una struttura microscopica molto potente, perché pur essendo microscopica riesce a fare grandi cose, si trova all'interno delle piante e riesce a vincere la forza di gravità e porta la linfa dalle radici sino a tutte le foglie. Ed è quello che noi abbiamo voluto fare con questo nostro lavoro, che è quello di partire dalle nostre radici e trasportare opere artistiche di rilievo sino in alto verso le foglie, di sotterrarle. Oggi presentiamo 2 brani. Il primo è della prima cantautrice sarda, Maria Teresa Cau, a cui abbiamo voluto dedicare grande spazio nel disco. Presentiamo uno dei brani più famosi, che è A Foresta. Sende
Grazie. Grazie mille. Grazie a Solbonaires. Possiamo intendere poi in una riscutta a fine di questa premiazione. Come passiamo a satera sezione, la sezione prosa, che è intitolata A Tonino Ledda. In che pure sono arrivata a opera in Porto e la giuria l'ha stata analizzata e ha separato 13. Su terzo premio della sezione prosa è andata a Occannu a Franco Soggiu ad leggere questa motivazione Gabriele Tanda e leggere un ubiculo dell'opera Ignazio Chessa. Franco Soggiu delega su primo premio, su terzo premio, facciamo su complimentos, che Franco, dunque, il suo essere Aristanis, Franco, sedileso, e dunque ischiri il suo poi a me mi fa che piacere me a tenere uno sedileso de repula sedilese, no, che in Ottierica sedilo è un'altra desalbida segnalata in Sardegna, è Saida de Sardia, ma è Saida in UE, in Sosano Scolato, si stenta san leato, sappentu de ponere in iscritto parizza al garas poeticas, e grazie a sus sedilesos, questa garas si sono salvatas, e tanto ammentiamo che bisogna biddas e biddas in Sardegna e Ottieri potete essere onorata di tenere uno sedileso in suo palco. Franco Soggiu legge questa motivazione. Si spanto di idere un patente qua una domanda. Ma come internaschi da questa famiglia manna de Arvures? Chi è essa mamma di tutto Sadruma? Franco Soggiu prova a contare la vita secolare di Belledda, un cherco. A sincominzo assolato, ma che a bello prendono un tretto di sardina di un busco ricco di animali di irde. Sa mirata è scusa di essere un essere femmina, con cussenza e sentitoso, che scopri di suo mondo, che l'inghiriada e comprende tessa vita. A suo mantessi tempo, questo viaggio non si accurza al mondo vegetale, lo rende comprensibile e quando l'intendiamo nostro, l'ompe s'accaba blottato di suo conto. Leggere Ignazio Chessa. È una bellissima storia che mi ha visto molto partecipe, perché da piccolo con le manine coglievo sallannes per i maiali. Salanne, diciamo. Vita de Belledda. Medas pensan che tutte le mattas ben impastinadas dai somine che pigato un marrone, una pala, faretto una toffa in su terreno e in terra saraiginas. Ma faltan. Belledda prova sempre. Noi naschida gai, nemo la pastinata. Una die una piga ti strinto in farranca su nulande e commente faria sempre l'acquado entro uno surco iscorrovato in su terreno da uno sirvone. A pusti scacchi tempus una die a proprio e sulande ammentandesi di essere uno semene de creco ha cominciato a brottare e a ponnere raiginas. Creschia die pro die e una die se rendi da conto che tenia gana, bilunarei assistinto de arziare sempre sprussa sussu, de arribare in arto de sighe a picchirare finza s'asciughelo. Una die comente meda satteras faghinde cussos pensamento ziratas abbaidada gara su mare. Vidia bene una specie
de neula, commente cussa che in dies de hierro li capitaia de viere finza sin su busco, ma s'istinto li naraia chi non fi a neula, tanto son comenzados a arribare dai cusos chirros puzzones asustados, chi si frimaian pagos attimos a passare in sos chimos suos e appusti sempre assustados, si che volaian prus atteso. Colado un pago de tempus belledda bidia chi siat sa professore de sos puzzones, ma non solo, tutta de sos chimos han cominciato a colare sirbones e muvrones, caddos e atras bestias, fuinde dai carchi cossa. Belledda ha cominciato a comprendere di essere in pericolo. Issa è tutto su busco, intanto cussa non fia neula, ma fumo. Sighiat avanzare e Belledda da esa chima cominciaiat a biere finza sas pampas de fogu, che cominciaian a bruciare carchi moderina, chessa, mudregu, rua, laderro e tutto, su chi aggattaiant. Consegna su premio Gabriele Tanda. No, non è facile scrivere contos o poesias faedane desa natura, però se su che io si abito a fare, quasi sempre sa poesia mia faedane desa natura, quasi sempre so sconto il mio al faedane desa natura, quindi toro grazie a sa giuria che conto il de gusto tipo dal valutana e renessi in vinza a dare un premio a suo naturalista. Grazie. Grazie a Franco Soggio, complimenti. Su secondo premio, posa sezione prosa, andata a Franca Pirisi de Duralva, istata in Tattari, ad leggere esa motivazione Salvatore Tola e Ignazio Chessa. Este no, che è sfalato. È vero di no. Non cheste? Non cheste. E tanto, Salvatore, potremmo leggere questa motivazione? Sì, dico due parole. Anda bene. Allora, questo racconto su Rede su Tullis, così era intitolato? Sì, su Rede su Tullis. È la storia di un ragazzino, di un bambino di 12 anni che a quell'età si trova ancora in quarta elementare. Perché si trova ancora in quarta elementare? Perché il suo mondo non è quello della scuola, il suo mondo è quello della campagna, degli alberi, delle piante, del ruscello che corre vicino a Sutullis, la sua campagna. E la sua lingua non è quella che si parla a scuola, la sua lingua è il sardo. E in questo racconto quindi l'autrice, che è donna di scuola, ci dà, si potrebbe dire anche una lezione di pedagogia, cioè ci mostra un caso, di tanti casi che abbiamo avuto e che abbiamo ancora in Sardegna, dei ragazzi che non riescono, diciamo che la scuola non riesce a integrare nei suoi percorsi. Non sto a dire come purtroppo il racconto finisce male, perché questa passione per la campagna costerà la vita, e per gli animali, in particolare per un toro, costerà la vita a questo ragazzo. Quello che voglio dire è che l'autrice, per quanto sia le prime prove in sardo, lo usa già bene in modo soddisfacente, le vale l'esperienza che ha già fatto come narratrice in italiano, e quindi immaginiamo che possa poi avere ancora buoni risultati in futuro. Grazie. No. Si Franca Pirisi sti ascoltando esa diretta, la salutiamo, l'inviamo al buona ora. Complimenti a Franca Pirisi, e come siamo arrivati al suo primo premio, che anda da Occanno a Natascia Muscas con s'opera Acqua Trulla. Ligi di sa motivazione Anna Cristina Serra, e ad consegnare il suo premio su sozio Panatron Club de Ottieri. Complimenti.
Complimenti a Natascia, che è una pizzina e fa che piacere che vi siano zofano, e poi vi dite, commente tornano queste storie. Issa è stata in Guspini, ma se non sbaglio è nascita in Santo Aingiu. Chi è Saida di un altro amico di questo premio, di Faustino Onnis, vincitore della sezione prosa in su 78 e degli anni appustis del suo primo premio in questa sezione poesia. Un altro caldo umano della cultura nostra. In storia de Sardegna e del suo movimento operaio, intre esas combatas pro defendere sus diritos de sos tribajadores e de sas tribajadoras, pagas sun sas datas emblemáticas che a sa de su 4 de capitanni de su 1904. Estando chi tres miradores sardos morzeni in Bugerru, pro more de sas fusiladas de sos soldados giutos a cue, pro quis perdere uno de sos primos scioperos de s'Italia Unita. Oppure che a sa de su 4 de maggio de su 1871, quando in sa miniera de Montevecchio, in una baracca vurriata a Corcadorgiu, perdenza vida e soro 11 chirriadoras trazzadas dai sabba, e sida de un userbatoio vat fregare dei sos meres pago pius in alto. Sa questione de su traballo, pius chi non bezza con sus conflittos e con sas tragedias suas, in pius de aere marcado sa vida de mizzas, de feminas e de homines, ha dato brio a caliguna intre sas mezus paginas de sa literatura sarda. Sas acontessidas de Bugerru pro narrere las conteda primore Giuseppe Dessì in Paese d'Ombre, sas de Guspini, con finezza e sabidoria linguistica e narrativa, da Natascia Muscas, con su bellu contu sou a quadrulla, Abba Buluzada. Si storia de un'umanidade dolente, femmina prosuvioso, sostenida da un ritmo narrativo di aggrado e da una scrittura diegetica tretto de convincere sul lettore, pone de accusto in condizione di bileare parte o in treu, non pro su chi tocca su via anestetico e via, ma vinas pro su chi è civile e emotivo. Complimenti. Grazie. Acqua rotta in giro, iscetta acqua scura, a colori de terra, a sapori de terra. Commenti dove sovvinia e mese gustulludo. Pensa, Mariuccia, pensa, e cicca de non respirai, cicca de anadai. Acqua in carricasa, acqua nante iogusu, acqua, iscetti acqua, acqua trulla. A un di magattu, e sa sorresta, a un di viada. Ofelia, cercate da zerriai, ma commente a perria saucca cingurtiagu sul liquido brutto, uresciu. Mi doli sa conca, pensa Mariuccia, no, non ci calis a fondo, cicca dendiesside quest'acqua, ma isatrasa, a un di vunti. E Ofelia, si via bortada, in moi da biera, is ogus isprappedausu e studausu in su matessi. Di via parta una bipia de zappo, seu calenda a fondo. S'indiviasa di aparisi, in sulletta un di dromia in pari annuccia, sa sorrice da pitticca. Tutti in duna, iaravetti sogusu, porere in disissu vettusu. Mariuccia, iscira sesi, tappintendi a subentendi, di averiu issa impensamentata. Tradu, tocca che s'indipesausu, canci deppesessi a traballai. In su mentrasa, chi viente sciacquendisissa vacci, in su cadino prenu de acqua frisca de vuntana, in cappasa sa mamma disiagiai concordau, dus imbodiusu con dus faigeddusu, una varrancara de gentilla, una cipudda e un rocchetto dell'ardacada. Via custu, su vaga raccattu, chi disepori a donai, a issa e a sa sorri, quando doni a lui si partianta quando a traballai, e disi de pia bastai, finas a su sapura meria pustisi, quando torranta domo a cabo de gida. Grazie.
Grazie, complimenti a Natascia. Grazie. Consigna da suo premio Anna Cristina, che su Zozio Panaton non è presente. Complimenti. E siamo a un attimo dei premi speciali che la giuria ha separato Occannu su trofeo Città di Ozieri, che è andata a una professora valente che ha lavorato per più di 40 anni per la cultura. Mariolina Cosseddu, legge della motivazione Clara Farina e consegna da suo premio su presidente de SIRSRE Stevene Lavra. Valente professora di storia de arte proprio de 40 anni, da scuola sua da decidu atter al dischente, seguiò e vagene sa critica de arte. Mariolina Cosseddu si può narrare curadora e critica de arte indipendente. È consulente scientifica del Centro Culturale Manrei de Casteddu, prosugale ha curato rassegna de arte contemporanea, collabora con l'Università de Casteddu, con Taemengezzi de Berchidda, con l'Università di Architettura de Stalighera, con il Parco de Molineddu, con la Fondazione Siotto de Casteddu, con il Museo de Arte Contemporanea de Lula, con il Baratto de Idanoa Monteleone e con il Comune de Stalighera. Ha promovido e curato allo Chentinas de Mostra de Arte Visiva in tutta l'isola. È una studiosa seria e capace di vagare appassionare soschi li scultana a sa materia. Pone a disponimento parte della vita sua a sindonu, da divosa, pro scoprire e valorizzare giovani talentoso, isconnottoso. Critica e curadora militante, ispricca con boghe segura su giudicio sou, tanto da essere diventata in sosannoso punto di riferimento dell'arte contemporanea ed è pazzosa della vodere aere in culto treatto, manca rissa non chienza da sottieri, ma dai cominanta da bene era ottieri. E però la vogliamo premiare da il Stevene Lavra, che è suo presidente del SISRE. Questo premio, trofeo Città di Ozieri, è entregato da Isabro Locco, l'ha nato Vinase Tonino e Vittorio prima, è un premio che Occannu è d'importo che a Isabro Locco ha perduto una colonna, Eleuterio Longo, che è andato, e dunque se sta in porto umano. Prego Stefano. Grazie mille, posso dire una cosa? Prego. Posso toglierlo? Ok, sì. Grazie, buonasera a tutti. Questo premio in qualche modo scompagina le mie certezze, le mie sicurezze, perché ero convinta che nella vita fare un lavoro che piace, che appassiona, che davvero è un dono, fosse comunque già un privilegio. Quindi questo riconoscimento è, come dire, un momento ancora più emozionante per me e lo accolgo davvero con grande piacere, ma non tanto per me quanto per tutti coloro che in questi anni ho seguito, ho cercato di sostenere, per tutti quegli artisti che intraprendono un territorio così irto, così paludoso come quello delle arti visive. In Sardegna non c'è un sistema
che possa tutelare e sostenere gli artisti visivi. Quindi questo riconoscimento davvero è dedicato tutto a loro, soprattutto ai giovani, ai giovanissimi, che spesso abbandonano talenti davvero interessanti, ma che spesso proprio perché non c'è nessuna possibilità di uscire dall'ombra, abbandonano questo mondo di passioni, di capacità e spesso sono costretti a lasciare l'isola. Quindi per loro questo riconoscimento lo accetto davvero con grande emozione, con grande gratitudine verso la giuria. Solo un'ultima cosa, il mio pensiero in questo momento va a Nicola Tanda, il cui spirito qua aleggia ancora, ne sono sicura che ci sta guardando. Io sono stata sua allieva, ho collaborato con lui per tanti anni e a lui davvero il nostro pensiero dal profondo del cuore. Grazie a tutti. Grazie, però ne approfittiamo che teniamo Stefane Lavra, suo presidente dell'ISRE, uno giovane che guida da questo ente della regione di Portumano, Istituto Regionale Etnografico, e su esso che deve tenere in conto la cultura antica nostra, ma fino a abbaidende alla modernità. Stefane è gavoesu, che fa dare fino in sardo, e gli domandiamo non narrare i sfaghinde su Sisre in questo mese della presidenza sua e quale è l'importo del suo premio letterario. Bostorro gracias po su umbidu, in sa vita de Ozieri, una vita manna, po sa letteratura, po sa poesia. Un saluto a Susindi, un saluto a Ussizzu Comunale, un saluto umano a Giuria e un saluto a suo presidente del suo premio. Ha esistito davvero un'occasione manna po' Sisre, l'Istituto Superiore Etnografico Sardu, e rappresenta l'identità, la cultura e proprio a proposito della cultura, la letteratura e la poesia tenere una primaria importanza in cui è susinzale e di più murdare noi si posa giovanos e posa benidores. In parlarmi aveste un sinzale e un sinnu mannu su sole. Ecco, auguro che questo sole, spiraglio e sole, possa essere davvero un'istrada, almeno posso giovane può avere uso este innanzi nostro, una possibilità di poter essere davvero un popolo che possa esprimere sempre questa ricchezza manna e questa lingua. E sul premio di Ozieri è un simbolo importante per i sardos. La presentata mia no è narre questo, è un sinzale di presenza delle istituzioni, in un timmene a estionare in sardu, in un timmene a sacurziare sarvidasa, prospetticasa, ma mannasa in su oro, in si spiritu mentauzieri. L'Istituto Superiore Etnografico ha attivato una interlocuzione col premio Ozieri, in particolare col Presidente, e ha dei propositi importanti. Sono quelli che a partire proprio da oggi, ma dal 2024, daremo una grande importanza, un grande valore a quello che è appunto la letteratura sarda e alla lingua sarda, e in particolar modo proprio attraverso la poesia. In seno all'istituto abbiamo anche un illustro docente, professor Dino Manca, che fa parte del comitato tecnico scientifico, gli accademici in seno all'istituto, quindi sicuramente ci sarà quell'attenzione, quella cura nell'accompagnare un processo culturale che vede i sardi protagonisti a partire proprio dalla valorizzazione della propria lingua, della propria storia, della propria identità,
senza alcun timore, senza alcuna riverenza nei confronti di nessuno, confrontandoci con la nostra comunità, con le nostre comunità, con il nostro popolo, ma confrontandoci soprattutto all'esterno, con il Mediterraneo e con quelle che sono le culture del Mediterraneo e le culture europee e mondiali. Credo che la Sardegna abbia sempre avuto questo nel cuore, il potersi confrontare alla pari con gli altri popoli, e noi possiamo sicuramente dare un grande contributo a questo, e l'Istituto sicuramente cercherà di fare il massimo in questo mandato per poter dare veramente quell'immagine e quei contenuti importanti che possono essere anche un frutto importante per i giovani e per le giovani generazioni. Ringrazio veramente voi tutti per avermi onorato con questo invito. Da parte mia ci sarà sempre un'attenzione particolare nei confronti di Ozieri e nei confronti di questo premio che da tanti anni, 64 anni, porta avanti veramente come un simbolo per tutti quanti i sardi questa forza che è appunto la lingua sarda e la letteratura sarda che deve andare avanti. Grazie veramente di cuore. Grazie Stefane e grazie a Saberu per andare a Tidu nova albona su benitore di questo premio. E tanto passiamo a un altro premio speciale, Trofeo dell'Arte, che anda a un musicista di importo, quando si fa da chitarra sarda, si fa da Paolo Angeli, che non è presente ma nos ha inviato una imbasciata video. Legge questa motivazione Riccardo Mura e poi vamos a intendere su saluto di Paolo. Riccardo. La chitarra salda preparata di Paolo Angeli può essere presa a simbolo di la sua alti. Una chitarra salda, espressione dunque della cultura onde l'artista è nato e smannato, ma midurata annattendo i pezzi da altri strumenti, macchine e estensioni che preparano la chitarra per suonare la musica di tempi e luoghi da culto o da longa. Post-rock, flamenco, jazz, blues, noise folk, in due parole, free music, musica libera. Ma non è solo eclettismo lo di Paolo Angeli, è parte più genio, fantasia, passionalità, esplorazione di possibilità musicali noi, con la mira allo tempo presenti e venitori, e li pedi arraicati in la sua gaddura. In questi anni, lo suonatore palaesu ci ha accostumato a intendere cossicani blues, melismi saldi in sinfonia d'avanguardia e mutti di Don't Buy New Pass in mezzo a canzoni di Radiohead. Grazie a questi e altri esperimenti e alle tournée che faccio in tutti i continenti, è testimonio e ambasciatori della musica e della cultura salda in mondo. Non si può dimenticare finalmente l'opera di studioso e presentatore della musica salda tradizionale, con i circhi discografici fatti per conto di l'Isre e dell'archivio Mario Cervo, innanto a Lucanto il Re, la Tagia, gli suonatori e cantatori della Chita Santa di Cuglieri, Sant'Lussuglio e Castedusaldo. Come direttore artistico del festival Isole che Parlano, da 27 anni sciuariglia li meddu artisti nostrali e narrega in gaddura da ogni parte, da ogni perra di Lumundu, ha pubblicato 14 album alla sola e so abbeddo li traballi insieme a artisti come Jacopo Incani, io sono un cane, Iva Bittova, Amy Drake, Takumi Fukushima, Antonello Salis, Gavino Murgia e altri ancora. Lo premio Ozieri, che da sempre sostiene l'umpreo di lingue di Sardegna in tutti i formi d'alti, sia tradizionali che sperimentali, torna grazie a Paolo Angeli, Palu che ha fatto finza Bali, e l'auguriglia di seguire la sua opera di provetto umano per la cultura salda. Come vamos a intendere Paolo Angeli in questa video imbasciata e chiamiamo su l'assessore alla cultura della comune di Ottieri Alessandro Tedde, che poi ha a consegnare il suo premio, lo ritira da Riccardo che ha leggito questa motivazione. Paolo Angeli. Silenzio
rosa, mezzo a cantare ai noghe. Come andiamo? Io purtroppo non sono riuscito a venire a Ozieri, mi sarebbe piaciuto tantissimo eseguire i canti della vostra, io direi della vostra terra, della vostra città. Questa era un'ozieresa, è stata dal Canto in Re, c'è una recitazione meravigliosa di Maria Rosa Punzirudu, e comunque ne faceva delle interpretazioni molto dolci anche Maria Teresa Cau. Per chi non mi conosce, io sono Paolo Angeli e ho un percorso all'interno della tradizione della musica sarda molto particolare, perché iniziai a suonare musica tradizionale nel 1993 con la guida di Giovanni Scano. Giovanni Scano non ha bisogno di presentazioni, è il fratello di Mario Scano, il più grande, almeno questo per un punto di vista assolutamente soggettivo, la voce più melodiosa che abbiamo mai conosciuto nella storia della musica tradizionale logudorese, gallurese. Da zio Giovanni, in un percorso che ha iniziato nel 93 e che è andato avanti fino alla sua scomparsa, ho potuto, come bere da una fonte, apprendere tutte le tipologie del canto gallurese e logudorese, apprendere a suonare il repertorio delle gare di canto, imparare a suonare a podighe, che è una tecnica che aveva conosciuto con Adolfo Merella in momenti di sua più grande complessità e bellezza. Però negli stessi anni io vivevo a Bologna e praticavo l'ambiente delle avanguardie storiche e della musica sperimentale. Quindi come risposta a questa confusione generale io optai per trasformare il mio strumento, la chitarra sarda che comprai da Ferraris a Sassari, e portarla nella direzione di uno strumento orchestra. Una chitarra quindi che ha i martelletti come il pianoforte, ha delle piccole eliche per suonare dei bordoni che ricordano un po' il fiato continuo delle launeddas, e con questo strumento, io devo dire la verità, si sono aperte delle finestre nel mondo e nella contemporaneità che mi hanno permesso di entrare nella rosa dei chitarristi sperimentali più importanti al mondo. Questa è stata per me un qualcosa di straordinario, anche perché inaspettato, ed è stato forse il miglior tributo che io potessi fare al mio maestro, perché penso questo, che le tradizioni sono tali fin quando sono vive, e io mi considero un musicista radicato nella tradizione, ma che alimenta con la mia diversità il bagaglio storico che mi porto sulle spalle. È l'occasione per ringraziare di cuore tutti i musicisti che hanno fatto la storia della nostra terra, i cantadores, i chitarristi, tutti quelli che hanno, in questo passaggio di testimone temporale che è avvenuto negli ultimi 2 secoli, fatto sì che ancora oggi noi possiamo sentire una oga in re, in Spagna diciamo percepire el piel de gallina, cioè sentire proprio che quel brivido sulla pelle che ti fa sentire un senso di appartenenza ad una terra. Vi abbraccio di cuore e sono sicuro che voi conosciate poi in questo contesto magari più Gigi, mio padre, saluto anche lui che immagino sia presente oggi, su Poeta, visto che il vostro è un concorso di poesia, e saluto ancora tutti i membri del Premio Ozieri, ringraziandoli per questo importantissimo riconoscimento. Buona serata e in spagnolo dicono disfrutar, a disfrutar.
E grazie a Paolo Angeli. Consigna da su premio assessore alla cultura Alessandro Tede, lo retira da Riccardo che ha leggito sa motivazione. Un'iscutta dimandamo a assessore de narrare due cose sopra questo premio, che è stesso che tiene la responsabilità di guiare la politica culturale in questa bella idea. Sì, grazie. Intanto grazie alla giuria, al Presidente per questo invito. Come tutti ormai avete presente, avete percepito l'importanza del premio Ozieri, è riconosciuta ed è consolidata nel corso degli anni. Mi piace pensare che il premio Ozieri ha accolto oltre 60 anni fa l'innovazione e ha voluto iniziare a codificare la lingua, la nostra lingua madre, passando dalla tradizione orale a quella scritta, e oggi coglie le innovazioni provando a proporre le formule anche ai giovani. Penso a quanto è stato fatto appunto quest'estate, alle iniziative che ha citato prima Vittorio, cercando di coinvolgere i ragazzi, perché la possibilità di tenere viva la lingua, la nostra lingua madre, quella attraverso la quale ci definiamo noi stessi attraverso il mondo e nel mondo, attraverso la quale formuliamo il nostro pensiero, è il modo proprio per portarla avanti. Quindi guardando alle nuove generazioni, guardando alle possibilità di rendere ancora viva e diciamo condivisa la lingua, e questa secondo me è la strada che hanno intrapreso correttamente i membri del premio Ozieri e che gli auguriamo di portare avanti veramente a Meda Zannoso con la stessa forza, la stessa tenacia che hanno avuto finora. Grazie. Grazie Alessandro. E come siamo a un altro premio di importo in questo anno, a piegare sopra questo palco gente de Balia, gente che ha rendito onore a sa terra nostra, che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo, e non fa che piacere meda oe a tenere in ottieri un usardo nugoreso. Noi così è stato Santo Predo o de Seuna, ma questo non importa, noi non l'ha dannato. Siamo faedende di Flavio Manzoni. Flavio Manzoni a tenere bisogno di presentazione, che è una gara connota. Tanto lo salutiamo, benvenuto. Flavio Manzoni è su responsabile della sezione design, naramos, della Ferrari. E stesso che sa gente, che sono lavoratori, che guida, non si strina da questo modello di macchine che apprezziamo e vediamo e che non si spantano. Ma voi testi no, a parte su che fate, ma se voi provate, e l'unaro a chi non si sta ascoltando, a bostorare a biere, interviste a video sui giornali, issu fentoma sempre sa Sardegna e Nugoro, che era narrare che i sarraichinas sono fungudas e che sa sardidade la companza da intottue. Non so che piacere me a bostenne di noghe, poi amo a bidere un pago, non sa da mostrare su chi ha fatto in questo anno, però come è ora dello premiare e muttiamo su sindaco de Otieri Mario Peralta e su presidente della giuria Diego Manca, che non correso il suo che ha da leggere questa motivazione. Dino Manca, naturalmente, ci prego. Grazie. Santo Predino Flavio Manzoni nasce a Nuoro nel 1965, Semur Fedales. A Nuoro inizia la sua prima formazione scolastica, intellettuale e umana. A Nuoro, come fu per Grazia Deledda e per molti intellettuali e artisti nuoresi, egli inizia a coltivare l'intimo segreto del grande sogno. Sin da bambino Flavio si cimenta col disegno artistico e con la matita.
realizzando i profili delle sue prime automobili. Finito il liceo, vola verso il continente, a Firenze, dove si laurea in architettura, specializzandosi in disegno industriale. Nel 1993 entra a far parte del centro stile Lancia, diventando responsabile del design degli interni. Nel 1999 si trasferisce a Barcellona, alla SEAT, per poi ritornare a essere direttore del centro stile della Lancia. Nel 2006 l'architetto progettista e designer barbaricino passa alla Volkswagen e nel 2010 approda alla Ferrari, dove fonda un centro stile autonomo. Alla guida delle Rosse ottiene 3 compassi d'oro nel 2014, nel 2016 e nel 2020. Nel suo lavoro Flavio ha sempre tenuto ad affiancare una riflessione teorica mai disgiunta dalla pratica progettuale. Il suo stile abbraccia la modernità con la tradizione, trasmette alle geometrie classiche una dinamicità contemporanea. È noto come attraverso i linguaggi dell'arte e della letteratura un popolo effettui la transizione modellizzante e simbolica dal piano della natura a quello della cultura. Qui sta il punto d'incontro. Manzoni ha sempre considerato il design come un punto d'incontro tra sensibilità artistica e cultura del progetto, un processo intriso di intuizione, di immaginazione, capacità di astrazione dal presente per plasmare il futuro, l'attitudine a collegare elementi che a prima vista non si appartengono. Grazie alla sua opera, il nome di Flavio Manzoni è famoso in tutto il mondo e col suo quello della nostra Sardegna. Grazie Dino. Consigna da Giù Premio, su sindaco Marco Peralta. Ecco, è come l'abbiamo premiato, però è sta all'intendere come. Prego, lasciamo ginocchio. Flavio Manzoni. Buonasera, scusate, non fa vedo susardo, stasera parlo in italiano. Allora, sono emozionato, felice, mi sento molto onorato di essere qui a ricevere questo premio. E devo anche spiegare il perché. Perché quando sono entrato in questa sala ho avuto la sensazione di un déjà vu. E mi sono ricordato di quando da ragazzino a 10 anni ero dovuto andare a Sassari a ritirare un premio. Avevo partecipato a un concorso di disegno indetto dalla Nuova Sardegna e avevo vinto. E quindi mi toccava salire sul palco. Per me era una roba assurda. Cioè io da piccolo ho coltivato questo sogno di diventare un artista, di diventare un designer, un architetto. Sono nato, diciamo, in una famiglia che mi ha per fortuna trasmesso tantissimi valori e soprattutto il valore della creatività, dell'arte e della cultura. Però salire quei gradini per me era un peso. Era il momento in cui mi stavo, come dire, affacciando al mondo. E non era facile. Nonostante ciò, il mio sogno era talmente forte, talmente potente che dedicavo tantissime ore al giorno alla ricerca, al disegno, a creare ciò che la mia mente, la mia immaginazione mi presentava, anche in momenti un po', come dire, in qualunque momento, anche la notte per esempio. Devo molto al mio padre, che è stato un geometra che ha, diciamo, aveva un talento molto particolare per il disegno, quindi io ho avuto la fortuna di poter apprendere da lui l'arte del disegno semplicemente emulandolo, cioè per me lui era il mio modello, no? Questo mi ha dato una marcia in più, mi ha permesso di
fare quello che continuo a fare oggi, cioè che è quello di dar vita a dei sogni. Quindi mi ha dato la capacità di proiettare sul mondo, quindi sulla carta, ciò che io immaginavo, no? Per me è stato però anche importantissimo ciò che io ho vissuto in Sardegna, fino a quando appunto nel 92, no, quando è stato? Scusate, nell'84 mi sono trasferito a Firenze per studiare architettura e disegno industriale. Non potrei essere ciò che sono adesso senza tutto ciò che ho assorbito in quegli anni importantissimi della mia formazione. Ciò che ho imparato in Sardegna, ciò che ho vissuto, ciò che ho appreso, tutto il mondo della natura, dell'arte, della nostra cultura. Mi porto dentro i valori di grandi artisti come Costantino Nivola, come Pinuccio Sciola, artisti che hanno saputo coniugare ambiti completamente diversi dell'arte. Basti pensare a Pinuccio Sciola che è riuscito a tirare fuori il suono dalla pietra. Ecco, mi fa piacere ricordarlo perché è stato un amico, anche se per poco tempo, però sono quei personaggi, quegli incontri che ti danno tantissimo, perché alla fine ci nutriamo di questo, dell'arte, della magia che certe persone sono riusciti a creare nella loro vita. Io per tanti anni non sapevo esattamente cosa sarei diventato, però una cosa che racconto spesso ai giovani che mi chiedono ma come si fa ad arrivare a diventare il capo del design Ferrari? Gli dico semplicemente siate curiosi, abbiate fame e continuate a perseverare, ci vuole la tenacia e ci vuole molta forza, ci vuole anche spirito di sacrificio, niente arriva dal nulla. Ricordo il fatto che il mio sogno, cioè quello di diventare car designer, io lo coltivavo senza avere la minima idea che veramente un giorno potessi diventare un car designer, no? Quindi non sapevo quale poteva essere il modo per arrivarci, questo mondo nascosto, segreto dei centri stile a cui io mi ispiravo, i disegni dei grandi designer italiani, ma anche quelli americani, Sid Mead che è stato un grande visual futurist, eccetera. Poi la vita per fortuna mi ha dato dei segnali, questo è quello che poi accade quando tu perseverando porti avanti un sogno, ripeto, senza avere la certezza che si potesse realizzare. Poi, finiti gli studi, ho avuto la fortuna di entrare nel mondo dell'industria automobilistica, in Lancia, come ha raccontato prima Dino. Adesso non voglio ripetere tutti i passaggi. Per me è stato un sogno ancora più grande quello di entrare in Ferrari, a fare una cosa che io per tutta la vita non avrei mai immaginato di poter fare un giorno, cioè quella di creare un centro stile all'interno dell'azienda più famosa al mondo di automobili. Perché la simbiosi tra Ferrari e Pininfarina è talmente forte, durava da 63 anni, se non sbaglio, 64 anni, che era veramente impensabile una cosa del genere. Quindi non era nelle cose di questo mondo. E invece ho avuto l'incarico nel 2010 appunto di creare questo centro partendo da zero. Io ho iniziato che avevo 5 collaboratori, non c'erano attrezzature, non c'era nulla, con grande coraggio, con determinazione, con spirito di grande sacrificio, perché voleva dire veramente lavorare giorno e notte. Poco a poco questo centro è diventato un centro d'eccellenza, siamo riusciti in pochissimo tempo, 2 o 3 anni, a fare delle macchine che oggi sono considerate, diciamo, anche dei capolavori, sono state premiate con dei premi importantissimi come il Compasso d'Oro, come per esempio anche Red Dot Best of the Best. Io e il mio team abbiamo vinto, credo, in questi anni 14 Red Dot Best of the Best. Nessuna casa al mondo è riuscita a vincere così tanti premi da che esiste questo premio. Quindi, non so, qui c'è una serie di immagini che scorrono. Questa è un'immagine che mi piace perché rappresenta un po' un sogno, rappresenta una visione, infatti si chiama Vision GT, rappresenta la Ferrari del futuro. Questo è stato sempre il mio sogno, guardare avanti, riuscire ad immaginare, riuscire ad anticipare quella che è la naturale evoluzione delle cose.
E io lo faccio sempre pensando ad una cosa che probabilmente mi allaccia a questo evento in maniera molto forte. Per me design, forma, dare forma ad un oggetto, e stiamo parlando sempre di arte applicata, equivale come dire, ad un'espressione, ad un linguaggio, ad un metalinguaggio. Io non uso parole, però quando inizio un progetto, la prima cosa che devo fare è capire qual è il messaggio che io voglio dare. Attraverso le forme, attraverso i codici stilistici, i codici linguistici di un oggetto, è possibile comunicare. E la cosa che mi rende più felice quando presento un nuovo modello, e questo modello viene ovviamente apprezzato, è sentire nelle parole della gente quella che, cioè, il fatto che riconoscano quella che è, diciamo, l'intenzione iniziale, quella che ha dato poi origine a tutto. Non mi voglio trattenere oltre, si potrebbero dire tante cose, si potrebbe parlare di magia della forma, di poesia e di altre cose. Questo è quello che io cerco di trasferire sui miei oggetti, i miei prodotti ogni giorno. Grazie. Grazie Flavio Manzoni, complimenti ancora. Dimandiamo a su sindaco Marco Peralta, ite che narrare a tenere personalità di cui Mannasa inutili. Molto bello, e ringrazio il Premio Sieri per avermi dato la possibilità di premiare, insomma, una persona tanto illustre che sta dando lustro all'intera Sardegna. Veramente una cosa bella, importante, e avete avuto anche una ottima idea nel premiarlo, perché insomma porta in alto il nome della Sardegna, non per essere troppo, diciamo, attaccati alla nostra terra, però questi premi bisogna darli, e bisogna darli quando veramente sono meritati, alle persone che veramente lo meritano. Ringrazio il Presidente Vittorio Ledda, ringrazio il Segretario Antonio Canalis, Marco Fenudi, Pierluigi Sala, tutti quelli che portano lo stesso in alto il nome del Premio Zieri. E ringraziamo anche, dobbiamo ringraziare quelli che sono forse l'anima del premio, cioè i poeti e le poetesse, perché senza di loro evidentemente questo premio non potrebbe sussistere, non potrebbe esserci, quindi è una cosa molto importante comunque coltivare e tramandare. E però mi voglio soffermare anche su altri meriti che avete, che il Premio Zieri ha, perché il Premio Zieri ha tanti meriti, quello di conservare la memoria, di perpetuare la memoria della nostra tradizione, ma perpetrarla anche nella sua eterogeneità, perché comprende non una lingua, ma tutte le lingue del continente sardo. Io voglio chiamarlo così, il continente sardo, perché siamo veramente un continente a parte. Noi abbiamo dei confini marcati, noi non abbiamo vicini a cui poterci rivolgere in caso di aiuto. Non li abbiamo mai avuti nel corso della nostra ultramillenaria storia. E quindi abbiamo sempre dovuto fare riferimento e fare ricorso solo ed esclusivamente alle nostre forze. Quindi mi piace ricordare anche il prestigio che ha ancora questo premio, che sta avendo ancora questo premio, che già aveva col professor Nicola Tanda, che è stato ricordato. Come mi piace anche quest'opera di catalogazione che sta facendo la dottoressa Floriana Me, che spero sia a buon punto. Quindi ethnos è la parola greca che forse esprime quello che noi sardi siamo. Noi siamo veramente una nazione che ha e che racconta di sé, con una profonda identità, che è più profonda del concetto di popolo che esprime invece il vocabolario italiano, perché ethnos è veramente un insieme di fattori che unisce delle genti. Noi abbiamo veramente un'identità che dobbiamo assolutamente difendere, e con la poesia e con la letteratura noi la difendiamo, perché le poesie e la letteratura cosa raccontano? Raccontano della nostra terra, noi raccontiamo del nostro paesaggio, di quello che ci circonda, di quello che abbiamo, di questo legame che avevamo con la madre terra e che poi col cristianesimo è cambiata ma è rimasta uguale. E quindi voglio veramente augurare al Premio Zieri lunga vita e aterosannum mezzus. Grazie ancora. Grazie a Susindico, complimenti ancora. Grazie. Grazie. E siamo a sa sezione della poesia.
un ugoresu, Flavio Manzoni, un altro ugoresu, su presidente di Non Manca, ma questa è occasione fondamentale un attimo in sa sezione della poesia. So Ferdinando de Franceschino Usatta, vincitore del suo premio, satera die, vippo manizende su materiale del babbo, e ha pagato un'intervista del 73 di Franceschino Usatta. Credo che proprio il 73 Franceschino Usatta ha alleato il suo primo premio in Ottieri. E a un certo punto babbo gli domanda, ma come uno a 60 anni è contento umano con un premio, con tutti i suoi premi che ha apprezzato? E io gli schise di te rispondere, è vero, ha apprezzato parizzo premios, ma sottieri e sottieri. Come te narrere? Sono campionati nazionali, il premio Ottieri è la Champions League. E dunque, aumentiamo a Franceschino che è stata un'altra oga manna della poesia in lingua sarda. Su terzo premio di questa poesia dell'Uleada Pier Giuseppe Branca de Cheremule, che è stato in Tattari e è uno dei suoi poeti più conosciuti in Ottieri, che parizos anni alleato a teros premios. E legge della motivazione Cristiano Becciu, che gioca in domo issu, e legge dell'opera Ignazio Chessa. Salute Pier Giuseppe, complimenti. Pier Giuseppe Branca severa da una metrica appretosa, de toccheddoso e di bidabba, chi dorrana con sossono che podimus intendere in un uvraile. Undighi del sina de novenarioso a sestu anfibracu, che na rima veruna. In cussu tempu fissu, su mastrus est de cosi di sono de peraulas, chi paren ischiglias e sonazzo de un'ama chi baschede in una danca sarda, ma vinas in s'intragna de sa gente, ande l'ischidare, pro chi le balia e chi agate dintro e s'agate dintro de s'eternidade. Un saluto caro a suo pubblico otieresu. Sa prima cosa che poi du occanno è un palco che è una giuria. E se lo devo narrare mi intendo una vaga sola, come si in sos anni passati sa presenza sul giurato su palco essere ad un aggiuto umano, dunque si calicuno di a che repigare, a mi va compagnia lo di aggradessire meda. In calicunatero buru. E incanto a sa motivazione, ancora una volta ti aggredo ringraziare la giuria che ha sottolineato commente, finalmente che il chiedere in rima si può resessire a fare un componimento basato sulla sa musica. E questa è una cosa che io ancora sempre aiuto, fino da minore, e crescendo, facendemi manno e partecipando ai premi, misero che è immannata con me, e grazie finalmente a questa famiglia mia, che è una famiglia di musicisti, poi sono libero, so che leggido e mi viene uno in mente, Como, che è un romanzo che si intitola da Anton Andria e che stiamo sotto, da chi è stato scritto, è una lingua di ammaio, e non era questa cosa che siamo in presenza di Pier Sandro, ma massimamente per gusto. Grazie. Grazie. Leggere sa poesia Schiglias Ignazio Chessa. Isquillas. Isquillas. Sì. Isquillas.
Alluta ai spainos fogos, retumbas incudina ad onzi falada e marteddu qui escudet abiculos rudes de lamas, s'estende lisoros e fromma, cum bessa pro poder sos arcos de subra e de intro primore cravare. Gasi et approntas cum mutas arcanas a dare sintonu a si schiglia, e scultas in te, sorrepicos che ammeran dammagion su mudu fraile e torra, fraile. Inte su battazzu chi svela con dunu drinnere a tarzinu su sonido arcano e su tempusu, e intre a noi si lu ligat a uno sentido d'eterno, non suni stanotte sos mudos, isteddos in che lu floridos de suriga musica tua, non nuscan sos flores in terra de uno volantigu sonu, volantigu? E cras infurrazzu alluttas los asa bestire cum velos dottone prosultimu dengue, s'intinnida prusischigliante chi nos ata fruere, de nou su giamidu, so finintro soire prus intimu nostru, cus esser cumone chi schidat in s'anima unestru, a s'esistere, in salidu un'azza chi stire, si stiga de una partennere. Scusami, poeta Pier Giuseppe Branca, per questi accenti. Grazie. Mi ha messo in difficoltà questa accentuare. Consigna da il premio Cristiano Beccio. Se poesia si schiglia su del suo premio della sezione poesia. Complimento a Pier Giuseppe. Su secondo premio della sezione poesia andata a un altro poeta con nottu che in ottieri in alleato in sono scolato sul suo primo premio posa prosa. Siamo sferdando de Gonario Carta Brocca d'Orgalesu, che è un studioso de Salimba con un vocabolario de Orgalesu e lo salutiamo con piacere. Legge della motivazione e consigna da suo premio Simone Pisano e legge dell'opera Ignazio Chesa. Poi te di che sei sfalato, torna a pigliare a suo palco. Cento smaloso. Buonasera. Chi in verso scraroso de chioso su poeta fabricata s'opera sua, dando in portumano a cada paragola, ponendo in s'animo de soschi legene su disizu de ischire come te vini su contu. Calestes in paronzu chi nordepe tabarrare di un negozio gai traballoso a congruire. Sossentioso chi sostrastoso de sa modernità de bocan a campo non sun facilese allo scomprendere. E pare che su poeta pota pezzi dare a ischire su cordozzu pro su tempus chi escolau impresse che ne chi sommine de oie resessata a comprendere come te vacchere in preu buono de sas possibilidades, de sos inventos tecnologicos chi ad l'umano cubana assi spissu peri vartasa e periculos. Sa valentia de su poeta e seperande paragolas, dande a su matessi tempus ritmu e musicalidade a sorversos e sa conoscenza sicura de sar figuras retoricas, non mostrana sa forza de sa limba nostra, chi gai bene, chene melindros e frassumene, contata timorias e disizos de sa vida in tempur de oie. Legge della poesia Soracolo, Ignazio Chesa. Sì. De Atena su seru ed Atene, lampizos l'antiga saviesa smaddadu, soraculu mio digitale,
Boganda claro arcanos de Deos et de mundos. Mi sale de custos tempos novos podonnia dimandat un'imposta chi pones a salas, a bolos de paraulas e de pesos. Mortas as prendas bezzas chi sas noas mappento in imbriagueras che n'accabadur d'utopias lugorosas e promintas galanas chi misturdine e m'accumpanzani andalas de acoru e soledade fagende mirfainare quintales de espera e temporadas mannas de sentidos. Chi insistimau si dadu beni strintu perrico in impredados o vuoi solo un cane istati runda travicande su mere e narei scurta in su telefoneddu totentuno ma bizzo irrai ghinadu che n'orgoglio ne bisos ne una limba chi toccheddos decoro mi daiata mesu umano e mesu macchina gallo non ressesso ai serrenire se sacarena mia un urobotto che in su coro de omine o si sacarre scarre e s'anima solo artefatta ispipigliessa. Grazie. Grazie Ignazio. Consigna da suo premio Simone Pisano, però certo, prego. Zachi impresso se zammi tuppono diretto. Queria tornare grazie a questa giuria che mi ha dato il premio, a Simone Pisano per questa motivazione e a chi mi l'ha letta. E poi queria che lo complimento al suo presentatore, che intendendo la lingua sua mi pare di tornare a vivere a Paolo Pillonco a tornare a questo palco. Sì, grazie. Grazie. Consigna da suo premio Simone Pisano. Complimenti a Gonario. Devo queria fare questo complimento, spero a chi ha leggito questa poesia. Che Selbido Inoghe l'ha leggita a Sorunesa, sa Salasa, ma s'ha mentato al suo argumento che Vitorunese faia s'avvocato e un cliente solo in Araiada. Quando io sono carabinieri si s'avvocato, mi disizzo che in sa Salas. E siamo arrivati al suo primo premio che Occanno anda a un altro poeta de Balia, connotto, impegnato in sa combatta per la difesa della limba, organizzatore di un premio in vita sua, siamo su Vaidande di Giangavino Vasco, che vince il premio di Occanno e non sa prima io. Calabinchido, se non sbaglio, in su 2002. Salutiamo e chiamiamo sopra su palco per leggere questa motivazione su presidente, sa vicepresidente della giuria Anna Cristina Serra, ad leggere l'opera dell'autore Mattessi e ad consegnare il premio su Rotary Club de Ozieri, che ha dato una medaglia. Undas est un canto ben esestau, chi narra de su strumento de un omine verto, de una vita chi commenti ai sumari, conosce momentos de pace e momentos de pensamento. De una strofa satra, Savinna Savia de Giancavino Vasco, connotto in tottue, per sa capacità di vraigai verso mesurauso, si ingordata a considerare su sentito de chi ne ha connotto su mare a Rennegau, cussa lacca nastrinta che divide sa vita da sa morte, e i moi, finza scando in mudo su mare, timi che dorrenti isundas altas. Custo sulido spantoso, de verso cursus e prolongos, combinaus con sabidoria metrica manna, serrada con sa immagine de somini asseriau che mira s'orizzonte, gosende sa fortuna de bidere su sole de s'attunzu e sa lughe sa luna in notte jaras.
Un saluto caro a tutti quanti i presenti. Prima di tutto, grazie per questa bella motivazione. Non ho parole per espressare la contentezza mia per ricevere ora il decano il suo primo premio in selezione poesia entregata a Antonio Zanna. In questo premio che è il più antico, ma vince il più famoso di Sardegna. Torno grazie al Manna, alla giuria, ho mai concesso questo onore. La poesia intitolata Undas fa edda sotto la metafora del mare e delle ondas, degli ultimi 2 anni della vita mia, della guerra che ha combattuto e che non si schida ancora se è finita o quando da finire e commenti. Grazie. Espasito sul mare, pagazundas, lenas, donan carignos a serena. E serena Elsa era, che non nues, né per un minetto di tempesta. E mi infundo de gozo e de speras, mentre scolan sas horas de su tempo spressoso, e fui detto. Ma la puido puro arrennegato, ma zandemi s'asunda sa carena, trazzandemi che atteso da esa terra, ove non si bene mio vi rivolto. Ma non fidora ancora ad mi cannare. Sa sorte fi conmigo, mi ha tornato in segos, sunda amiga. Come il mudo sul mare, e puro timo che a pesare si torre in ondas altas, fizzas desabolotto e desalfartas, in sas entrañas mías abuadas, in diel de tormento combattadas, che in s'anima si imprenta malsato. E s'orizzonte miro, brusa al largo, gozando esa fortuna de bire su sole desattunzo e sa luga e sa luna in notte giaras. Grazie. Complimenti a Gian Gavino, consegna da suo premio il presidente del suo Rotary Club dei Ottieri, Franco Moritto. Complimenti. Gian Gavino Vasco, binchidore della sezione poesia, con sa poesia Undas. Grazie. Siamo finiti, non posso spanteras. Però prima di venire questa bella die di poesia e di cultura sarda, beste su tempo per consegnare altri 2 premi. Questo pure anda da sovraintendere del suo premio a sa memoria di un altro minemanno per la cultura nostra. Enzo Espa, amico del suo premio Zieri, che ha fatto su giurato in questo premio in Susanno Scolados. Enzo Espa che nos ha destrinato un vocabolario dei spantu. Enzo Espa che ha fatto studi sfungudos sopra sos cantos, sos diccios, un montone di studios. La terraria ha pozzappato, la prima edizione della monografia entregata a un poeta a mano come l'imbudo. E lo dobbiamo a Enzo Espa, questo poeta a mano pattadeso che ha inventato un dichina o è sconnoto in tuttue. E questa pubblicazione ha permesso a Atteros di fare altri studi, fino a più sfungutos, ma Enzo Espa
este abberu una prima bandela della cultura nostra. E tanto chiamiamo sus parenti, su Vizzu e Fisio che è andato a ritirare l'opera e su presidente della giuria Dino Manca che ha da leggere questa motivazione. E un piacere manno. Enzo Espa, classe 1919, fido un altro amico del Sorgumeo, fino amico scorales, ambo issu nugoresu e Sorgumeo orunesu. E in domo de Odenzo proprio su vocabolario con una dedica de Zubabbo de Fisio. Grazie. Dino. In sintonia con il premio Ozieri di Antonio Sanna, Angelo Dettori e Tonino Ledda, Enzo Espa si è occupato sempre di poesia, a Sassari, a Ossi, a Nule, a Sorso, a Sennori, a Nuoro, la sua città d'origine. I gozos de Nadale e de Sostrerre, son ninnidos, sos canticos e ancora sonetor, modasa, ottavas. Le benedizioni nuziali sarde, i proverbi, le tradizioni popolari, i canti, le serenate trasgressive. E poi le ricerche storiche sui gremi e i candelieri di Sassari, i tanti prodotti della cultura, della vita e della tradizione sarda, in particolare i dolci e i vini. Infine alcuni monumenti, come i nuraghi della preistoria. Enzo Espa usava la sua lingua, il nuorese, per recitare i racconti nuoresi illustrati da Liliana Accano, con quella voce che modulava toni tra loro distanti, che faceva immaginare misteri lontani, con una profondità che lasciava incantati gli ascoltatori. Oggi lo ricordiamo soprattutto per il dizionario sardo-italiano dei parlanti la lingua logudorese, pubblicato per la prima volta nel 1999. Frutto di un impegno esteso per oltre 40 anni, a partire dai tempi nuoresi del ginnasio. Il dizionario sardo è il suo capolavoro, un libro da leggere, un'opera sistematica, una grande antologia della cultura sarda, molto più di un vocabolario tradizionale. Se veramente amiamo la nostra lingua, scriveva Espa, dobbiamo anche scriverla, non solo parlarla. Dietro quelle pagine c'è il senso di una perdita irreparabile, la sensazione che una parte importante della nostra cultura stia irrimediabilmente scomparendo. E se oggi guardiamo al futuro con maggiore ottimismo, se diamo per acquisito un radicamento territoriale di una lingua che deve mantenere freschezza e capacità espressiva, innanzitutto in rapporto con un luogo, con un ambiente naturale umano, se abbiamo raggiunto il senso profondo di una ricchezza che dobbiamo difendere e coltivare nel rispetto di una storia lunga, dove la lingua sarda è stata pensiero, riflessione, strumento per intendere la realtà, per entrare in comunicazione profonda con gli altri e con il mondo, tutto questo è merito, senza alcun dubbio, anche di Enzo Espa. Grazie Dino. Chiamiamo sopra sul palco per consegnare il suo premio. Sono rappresentante del suo sozio della Beata Vergine del Rimedio dei Otieri, che hanno dato la medaglia. Prego. 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 Vai. Non posso non esprimere l'emozione di essere qui stasera, di tornare a Ozieri dopo qualche anno, dopo che quotidianamente per 22 anni sono venuto a lavorare nel vostro ospedale e rivedere tante facce amiche, tante persone conosciute. L'emozione è ancora doppia perché torno proprio in questa occasione. Molto importante per me, molto importante per la mia famiglia,
con la quale appunto con i miei fratelli e sorelle noi stiamo cercando di dare alla luce, di far pubblicare tanto del materiale, delle opere inedite di papà. Tantissimo materiale raccolto anche, e qui ci tengo a dirlo, grazie a tante alunne, conoscenti, colleghe proprio della zona di Ozieri, di Nughedu, di Pattada, di Bantine. Io ricordo quando lavoravo qui in ospedale non c'era quasi giorno che non arrivasse qualche paziente e mi raccontasse: io ero alunna di tuo babbo, io ero la bidella alle magistrali, e mia figlia era alunna di tuo babbo, e raccontava degli episodi bellissimi, divertentissimi, e soprattutto raccontava: mi ha incaricato di fare questa raccolta, raccogliere questo materiale, poesie, proverbi, tante cose. E noi recentemente siamo riusciti a dare alla luce un testo, Le maledizioni del popolo sardo, e più di recente grazie al professor Strinna dell'Università di Sassari, un'opera, una raccolta di oltre 900 canti a ballo, chiaramente della Sardegna, molti dei quali inediti. E Vittorio mi ha promesso che nei prossimi mesi riuscirà a organizzare qui a Ozieri proprio un incontro dove presenteremo tale raccolta. E qui concludo ricordando che circa una quindicina d'anni fa io sono venuto con babbo, l'ho accompagnato in una situazione simile per ricevere una onoreficenza, e sono certo che stasera lui è qui con me, è qui con voi, vi ringrazia e vi saluta. Grazie ancora. Grazie Fisio. Grazie. E come siamo arrivati a su premio entregato a un altro amico del suo premio Ozieri, premio alla carriera, a un poeta manno che scrive in tre lingue, in sardo, in salighereso, in aramurgà, in catalano e in italiano. Siamo sfaidando di Antoni Cano, alla leggere e consegnare il suo premio Clara Farina, lo invitiamo a piegare sopra il palco. Clara, siamo sfaidando di uno poeta manno che ha distrinato non solo a Terra Nostra, ma fino a terra terra, poesia di spanto. Antoni Cano, ne vennero. Leggere la motivazione Clara Farina. Antoni Canu è un poeta con tre lingue, sarda, italiana, catalana, e con due animas, sarda e catalana, otieresu de nascita e aligheresu de diritto. E è un poeta prulfamato de sa minoria catalana, e non in Salighera e Bia, ma vinas in Catalunia e in sas Isulas Balearese, che li stranzana desighedu. Tanto da residu in su 2020 da esa Generalità de Catalunia la Creu de San Giordi, su premio più importante offerito de sa cultura catalana. Sende ozieresu ha suzzato sa poesia dai solmannol de su passato e ad affinicato sos istrumentos di sa limba de Salighera. Vincitore de su premio Thieri, ha pubblicato dai su 1995 Kimbe recoltal de poesias, Poesies en l'arc del dies, Nou cant, le mie mans, Animes precioses. Giusta è la pronuncia. Su tema ricorrente de sa poesia sua è sa terra, archetipo antico e sempre nou de s'esistenza umana. Sa terra vata persona e de sa quale su poeta è scomo travagliatore o amante, fizu o vrade. E sos versos la cantana che un rosario con su ritmo asciutto de sas pregatorias. Consigna da premio. Prima, come ti consiglio su premio? E poi due vai a su microfono. Antoni. E questo è su premio in mezzo a su cosa. Corsa. Come due vai in oghe.
È stata una sorpresa ricevere questo premio. Ma in italiano si fa dentro? No, poi vedo il saldo pure. Caso adesso nasce di nottieri, è fatto un anno fino a sedata di 20 anni. Ha trabagliato a terra di Vigos, del suo campo di ottieri, e l'universo mio poetico è proprio Vigos, sa terra. Ha pubblicato già 6 libri e non mi ha dimenticato la mia lingua materna, però in domo vedo solo catalano e ho giocato una femmina da Salighera. Ha studiato su catalano saligherese, poi conosco finza sosattero freddo su catalano e da sono Baleares. Ha per recitare come la prima poesia che ha scritto sul 1991 e che è la prima poesia che ha cominciato sul mio itinerario poetico. La recito in italiano e poi in catalano. Non voglio i miei versi chiusi in un cassetto. Vogliono che vadano per le strade, nei cortili, tra i panni stesi al sole, a sciogliere il gelo nel cuore della gente. Mi hanno fatto rinascere e voglio vivere, godere anche i giorni di pioggia, il tedio dell'inverno, quando la luce si fa più avara, e sapere che verrà ancora il sole e altri versi saliranno dagli abissi che ribollono di parole, quando le mie ossa saranno radici nascoste, i miei canti saranno ancora per le strade, qualcuno li ascolterà, altri no, ma vivranno come la mia anima. Non vuol los meus versos tancats dins di un calaix, vuol che vagin per scarrelsi, per spatis, entre la roba stesa al sol, ad asfelugel al cor della gente. M'han feti rinascere i vulviura, gaudì també lo tede dell'inverno, il dia delle plugias. E sapei che vendrà ancora lo sol e altri versos montaran des abismes che bullin de paraulas. Quan los meus ossos seran raguinas amagadas, los meus cants seran ancora pescarrelsi. Alguns los ascolterà, altras no, ma vivran con la mia anima. Antoni Ganu, complimenti. Ringrazio la giuria che ha avuto questo pensiero di darmi questo premio che io ricevo con grande contentezza. Veramente grazie. Grazie a voi, siete Antoni. E complimenti. Siamo su tancando, grazie Clara, siamo stancando, diamo su tempo a su gruppo musicale di apparizzare i suoi strumenti e beste su tempo su chiamare noi un piacere Mannu, uno dei suoi soci storici del suo premio dei Ottieri, Gerolamo Schintu, che vi saluta, e poi Squintu, Gerolamo Squintu, e
sul gruppo Bonaires, nos ha da salutare in musica. Gerolamo Squint. Sì. Minara da Marco Fenudi, che dovremmo ringraziare per tutto. Ma bocca andate, se che voi a Salvini di questa premiazione vada a essere un compito, prodotto cantos. Gerolamo Squinto. Su premio di letteratura sarda, citate di Utieri. In tempo de oe sono una sessantina su concorso letterario presente in Sardegna. Tutto consentendo e dare oe e su giunto merito a soltanto poeta e scrittori in lingua che gai puru lassana a severenzias venidoras susidadu de savaida da nostra. Si può bene narrare che non cada in samada isola nostra una ida denunziato imposto che non appada un simile premio. Tutto si deve da singenio mai troppo laudato di questo grand'uomine che è titato su mastro Tonino Ledda di Ottieri, si viene nascido in altro luogo. In Sinzaiada, in Savinitia de Sosano Chimbanta, de su 1900, in sas elementare de su Cantaro. Fidi seguito con passione dai suoi colanzolo e con sincero rispetto dai suoi familiari di soro, ga aiada sabiescia manna, e fidi già nodido come poeta, scrittore, giornalista. Fidi pure attivo organizzatore de manifestazioni di ogni zenia, in treatto e in piatta. In questo impegno gli dai ad una buona mano un altro digno cittadino, Franco Marongiu, che poi meda e bene ha fatto per sostenere a Tonino in sa resistita dell'idea sua, da esagale del bene del suo premio Thieri di letteratura regionale. Io, in questa diese, io scola mia a fa questa sua e con esse più volte facciamo lezione a classes unidas. Fino al dai principio Tonino mi ha invitato a fare parte del suo comitato fondatore del suo premio. Un pago di merito fossi, mi lo posso venire a mancare dare, ma direi cuiare su militare. Fidi sul mese di maggio del 1956, quando Tonino e Franco pubblicheni sul bando della prima edizione, sa premiazione dei suoi vincitori si vatteni in su palco in Cantareddu, in mezzo a sa festa, pro sa patrona de Idda, Nostra Signora e suo rimedio, in su mese Santuaini. E gai, un passo fantastico che sono barricato più di 60 anni. E oggi, in festa, stiamo celebrando l'edizione numero 64. Una vita sempre in mezzo a sa melodia, che abbiamo sotto da esaltitas de sa mamma nostra. Non si contano i poeti che su premio Thieri ha guiato e posto in luce, e i sa opera si soro su noi, un usidato che ne ha preso, costruidas in soffolserisi de s'antica e gloriosa domo del suo premio in sa carrella de Guzzolu, a cusù a storica chiesa de Santo Francisco. I scritti e componimenti mannos e minores de vago valore o de pregio sono in ie a disposizione di chi è andato interesse. Ma se si deve dare sa giusta importanza
a su premio Thieri, su babbu de dotto su premio Nostranos, grazie devimus a tutto gus de dotto gus vaghere chi l'ha creato. In primo de aumentare un pare a Saggiamento Vado, Tonino Ledda e Franco Marongiu, sono Vittorio Ledda, presidente del suo comitato a poca de su babbu, su frate de Tonino Giuliano e su meraviglioso segretario e bera anima de Onzi Abogiu, l'illustre poeta Antoni Canalisi. Anabestus sandalas de Sotieri, sasitella lugentes, de gente meda che non podimus in questo momento tutto ammentare, e noi umilmente gli pediamo perdono, ma non si può lasciare a banda sul ribaglio fatto dai suoi professori Antoni Sanna e Cicito Masala, Nicola Tanda, che per tantos anni ha seminato a Punzo Pieno e lavorato in sotto il suo premio con una Vadal de Oro, Paolo Pillonca e Domenico Masia, sono giornalisti Paolo e Gavino Sanna e Miuccio Varina, sono mastro di scuola Vanni Lampis e Giovanni Aini, Attilio Mastino, Anna Cristina Serra, Clara Farina, Francisco Zizzone Gossu, Dino Manca, Cristiano Becciu, Pierluigi Saba, Tetta Becciu, Marco Fenudi, Salvatore Tola, Tio Salvatore Bestulu, Uccio Spanu, su sempre disponibile Raimundo Varina, e Gai, miliateros ancora, tutto in piatta pro sonore di Otieri e de Sasaldigna in Trea. Issoso hanno dato uoghe, in mezzo a soltanto autori in limba e poeti affamados, come Pedro Mura de Isili, Forico Secchi de Nughedu, Franco Fesi, Piero Baldanzello, Giuseppe Tirotto, Cagiuresoso, Giovanni Viore de Ittiri, Salvatore Varina di Otieri, Franco Masia di Dula, Andrea Columbano de Olbia, Gonario Cartabrocca, Salvatore Murgianiolu, Tio Francisco Usatta, Antoni Ganu e un'infinità di altre persone, tutto de valentia sicura e benedignoso de passare a storia di onzi tempus. A isso smeda deve della città dei Deutieri e la Sardegna dotta, e tanto milli e milli gracias a tutto de soldi su sozio che anno con anno, die pro die, si impreana provare sempre mezzo su premio, compreso s'appreziata poeta Maria Giovanna Lai Dettori e s'artista nugedesu professor Pedro Vrau, che l'endes idea dai suo disegno del suo fondo di una piattarina della millenaria cultura di Otieri o di Santo Micheli, ha fatto imprenta del suo premio. E sosabili amministratori Antoni Peralta, Vanni Fadda e Diego Satta. E grazie pure a voi il tutto, che ha disappido la pascescia di mi cultare e prendere da non posso appellato troppo fattizzo ne disinvio. Tanto, con questo saluto di Gerolamo Squintu, si danca da questa edizione del suo premio, lasciamo il saluto in musica sul gruppo Bonaires, grazie a tutto canto, grazie a chi ha dato un azzudo per vagare questo premio Occanno, grazie alla giuria, al suo presidente Dino Manca, al vicepresidente Anna Cristina, a tutti i suoi componenti, grazie al suo presidente Vittorio Ledda e a Marco Fenudi e a Pierluigi che hanno ammanizzato e organizzato questo premio che non è cosa facile e massimamente grazie a los poetas che hanno dato ondra a questa edizione di Occanno. A te los annos.
Saluto a tutti, un bel titolo de notas, una poesia di Tetta Beccio, con un titolo in francese, Clochard. Solo essa notte all'ugore luna isetto sa fantasima de su sonno in cullo furriato de gattone il trazzo in coaicelas assoladas mingaleno il tracco e i voli alzola de sopessamento ma suentu che lo trazza che pumas interighino de pedra. Sombra una nube, rascina di sugoro, i curigende ogni stella. I sagarrela s'azzente, a conca basciaga volada, di chi rio de mudesa non intende de abbazzinata dai mulinette de neula e dai paraula che s'anima uno tempo fia che a issa alzola de sopessamento ma suentu che lo trazza che pumas interighino de pedra. Como in camino de mudesa m'abbrazzo a sudeino e fa faruzzo pane a sopuzzone che su tempo s'avvida che su tempo s'avvida. E fa faruzzo pane a sopuzzone che su tempo s'avvida che su tempo s'avvida. Grazie, grazie. Grazie.